La piazza del Rosario Sì. ha due livelli, adesso è tutto cambiato. Allora c'era il livello dal cui coso si entrava alla chiesa Sì. e poi c'era dei gradini che portavano alla parte superiore della piazza. Sì. Praticamente la nostra casa è quella che c'è guardando la chiesa sulla sinistra. Ah, Quella casa alta, quella era la casa di mio padre, nostra, dove abbiamo vissuto. Finché non mi sono sposato io ho vissuto lì. 102 anni, Sì, un esatto. bel traguardo. Com'è festeggiare un momento così felice in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo? Beh, guardi, infatti il festeggiamento è ridottissimo, tant'è vero che eravamo io, mio figlio e mia figlia, noi tre. Gli altri erano, come programma era quello di andare come facevamo tutti gli anni al compleanno e di passarlo tutti assieme a Cagliari, dove c'ho una casa io, quando vado a Cagliari in Viale Merendo, e lo passavamo sempre tutti assieme. Quest'anno siamo rimasti qui, Quanti figli ha lei? 4, Luigi e Titti, e poi Anna Maria e Mariangela che vivono a Cagliari. Lei è nato alla fine della Grande Guerra, ha conosciuto la Seconda Guerra Mondiale. E l'ho conosciuta Quindi- e l'ho vissuta perché E l'ha vissuta. ero sotto le armi anch'io. Io infatti allora ero studente universitario e i primi periodi della guerra non ci hanno richiamato, poi però hanno richiamato tutto e quindi anch'io sono stato fortunato perché la mia vita militare è consistita prima nel fare il corso, perché allora per diventare ufficiale noi che avevamo il titolo di licenza superiore, di medie superiori, avevamo diritto a diventare sottotenenti. E allora però si faceva prima un corso per diventare sergenti, poi si faceva 6 mesi in reparto come sergente. Dopo io sono andato alla scuola ufficiale di Pavia, nel Genio di Pavia, e sono diventato sottotenente. Sottotenente sono diventato alla fine del 42, nel 42 diciamo. Sono rientrato. L'unica azione di guerra a cui ho assistito passivamente è stata quando, rientrando in Sardegna a Civitavecchia in attesa dell'imbarco, è stata bombardata Civitavecchia, il peggior di quello che ha distrutto il porto di Civitavecchia, tant'è che siamo rimasti diversi giorni perché non potevano né attraccare né partire le navi prima di poter rientrare in Sardegna, lì a Civitavecchia. Ho capito. E mi sono trovato proprio al centro del bombardamento. Per fortuna non ci sono rimasto, diciamo. Quindi lei ha conosciuto tante Nuoro, ha visto Nuoro cambiare tante volte. Tutto, e beh, Quali sono stati i cambiamenti più importanti che ha visto beh, avvenire nella città? guardi, prima di tutto quando hanno costruito, negli anni 28-29, hanno costruito la fognatura e hanno portato l'acqua alle fontanelle. Allora c'erano a Nuoro, mi pare 6 o 7 fontanelle che erano in bronzo, belline anche esteticamente, che hanno messo nei diversi rioni. Una di queste fontanelle era nella piazza del Rosario, quindi sotto le finestre di casa dove io abitavo. E mi ricordo che l'acqua la prendevano non tutto il giorno nelle fontanelle, la davano la mattina a una certa ora e poi dopo 2 o 3 ore la chiudevano perché c'era un piccolo serbatoio a Sant'Onofrio e se no si esauriva. E mi ricordo le donne che cominciavano a fare la fila dalle 3 di notte per s'arbriga, i bisticci di queste donne, no, mi sono prima Deo, gli studenti si sallamia su una contrastata, mi ricordo che mi svegliavano queste. Qual è stato il periodo in cui secondo lei a Nuoro si viveva meglio di tutti quelli che ha conosciuto? Direi che il periodo migliore è stato nel dopoguerra. Nel dopoguerra, quando c'è stata la ripresa economica e quindi abbiamo avuto un miglioramento nel nostro tenore di vita notevole, Ecco. tutti quanti. Un altro fatto che io ero ancora bambino, si può dire,
quando è arrivata la corrente elettrica, allora l'aveva portata i Guiso Galisai, avevano il vecchio Guiso Galisai, aveva messo una macchina a vapore lì dove c'è nella parte inferiore del cortile della casa dell'attuale palazzo Galisai, lo sai, via dell'Edda, no? Sotto, come si va verso via Aspromonte, sotto c'era questa macchina a vapore e la ricordo perché durante la notte questa non si fermava mai, zoom, zoom, mi ricordo ancora il ritmo, zoom, 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 per produrre energia e ci dava l'illuminazione prima alla città, poi l'hanno distribuita anche alle case e quando la prima volta babbo ha fatto mettere la corrente in casa, allora i fili erano quei fili rubati con interruttori di ceramica. Di ceramica. E la meraviglia di noi, che eravamo, io avrò massimo avuto 10 anni, la meraviglia quando giravamo la pompa e la luce era già accesa. Era un miracolo, solo con le candele steariche e con la candela petrolio, quindi quello è stato uno dei momenti migliori, diciamo. Come vede la Nuoro di oggi? Beh, non la vedo bene come futuro purtroppo, per il resto i nuoresi fanno quello che possono, diciamo, ecco, non è che sia colpa dei nuoresi, forse è colpa di tutta la situazione economica che è in trasformazione. Nuoro oggi, iniziative anche industriali che portano lavoro, eccetera, non ce n'è, anche l'artigianato a poco sta scomparendo. Prima Nuoro era disseminata di artigiani che magari avevano la bottega, comunque lavoravano loro, magari su dischente, eccetera. Nella sua vita professionale, la cosa più importante che crede di aver fatto, qual è? Ma io credo che sia il tronco della strada Nuoro verso Olbia, il tronco più difficile di quella strada, da Pratosardo fino a Marreri, 10-11 km circa, dove ci sono la bellezza di 17 viadotti, non so se lei l'ha mai percorsa, bisognava però pensare quando io sono andata a tracciarla, com'era disagiato in mezzo a quel bosco, eccetera. Allora non c'erano gli strumenti aerofotogrametrici che sono oggi, che danno i rilievi, bisognava farli col tacheometro, punto per punto, prima per la poligonale d'asse, poi per le sezioni, per il profilo longitudinale e le sezioni trasversali. È stato molto faticoso. Comunque in 10 anni, da quando abbiamo iniziato il lavoro, meno di 10 anni al collaudo. Ed è un lavoro grossissimo, guardi, perché ripeto ci sono 17 viadotti e 2 gallerie, una normale e una artificiale. Un rimpianto di qualcosa che avrebbe voluto fare e non è riuscito a fare? Ma direi che la vita mi ha riservato dal lato, sono stato fortunato perché direi ho realizzato quasi tutto quello che mi proponevo di fare, insomma io ho avuto una vita attiva molto attiva, ho cominciato a lavorare da ragazzo perché allora figlio di agricoltori, io a 8 anni quella malaria l'ho presa in campagna perché noi bambini avevamo un vignetto orto a 2 chilometri da Nuoro dopo Valverde durante l'estate, durante le vacanze noi bambini avevamo il compito di andare a innaffiare l'orto, quindi iniziavamo da 7-8 anni e poi insomma abbiamo collaborato ci hanno abituato a cominciare ad essere utili da bambini. Per cui io ho sempre lavorato, diciamo, anche adesso se posso lavoro. La professione l'ho abbandonata perché praticamente ne avevo fatta troppa, insomma, a 85-87 anni ho smesso mi sono cancellato anche dall'ordine degli ingegneri perché praticamente non aveva senso, non facevo più il professionista, Cosa augura ai nuoresi in questo periodo,
soprattutto adesso che siamo in vista delle elezioni, ma anche al di là delle elezioni? Beh, alle elezioni io mi auguro che quelli che verranno eletti siano persone che già in parte sono stati eletti, almeno come consiglieri, ma anche come sindaci. Mi pare che sono tutte e due delle persone abbastanza qualificate, ecco. Non so chi dei due vincerà, comunque penso che chiunque vinca Nuoro non sarà messa male, ecco, da questo punto di vista. Poi io non so a chi voterò perché ancora comunque non lo dico evidentemente, però invito tutti ad andare a votare, perché questo è un diritto ma soprattutto un dovere civico andare a votare. Io da quando hanno istituito la libertà delle elezioni non ho mai mancato una volta, non sono mai mancato una volta dalle urne, ho votato sempre, anche se ero fuori tornavo per votare. E io incito anche i cittadini ad andare a votare, ad assumersi la responsabilità della scelta, scelgano quello che ritengono più consono alle loro aspirazioni, alle loro idee, eccetera, ma vadano a votare. Chi non va a votare è uno che è assente, che non conta nulla, diciamo.